Oggi per il World Pasta Day ho pensato di preparare la pasta che faceva mamma. Erano rigorosamente spaghetti numero 3. Il sugo era semplice, fatto con pochi ingredienti, ma sempre freschissimi. Datterini, aglio, alloro e tanto pecorino grattugiato. Ricordo quando ero in cucina il sugo che sembrava tutta la casa. Che buono che era! Se i pomodori erano troppo aciduli, mamma metteva un pizzico di bicarbonato al posto dello zucchero, che rendeva il sugo dolcissimo. Li calava nell'acqua salata solo per 2 minuti e poi terminava la cottura nella padella dove c'era il sugo, mantecando con tanto pecorino grattugiato e aggiungendo acqua di cottura della pasta poco alla volta sino a formare una deliziosa crema. Così buoni, buonissimi, semplici ma buonissimi. A fine cottura, dopo l'impiattamento, mamma aggiungeva un filo di olio extravergine di oliva e chi lo gradiva spolverava con del peperoncino. Guardate la bontà!